Le audizioni della Commissione parlamentare antimafia nella prefettura della città capoluogo è emerso un quadro preoccupante. Operazione della Guardia di Finanza di Catanzaro ha portato al sequestro di beni per 55 milioni di euro ad esponenti della cosca Correnti di Briatico. Ha picchiato violentemente un'anziana di 73 anni per pochi spiccioli, arrestato un 22enne con precedenti penali nel Vibonese. Da oggi tutti in classe, unica eccezione Fuscaldo, dove il sindaco ha ritardato l'apertura di una settimana, 2 i contagiati nella cittadina tirrenica. 2 piantagioni di canapa indiana scoperte nel weekend dai carabinieri, 200 le piante distrutte sul posto. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG. L''ndrangheta pervasiva nella nostra terra è quanto emerso dalle audizioni della Commissione parlamentare antimafia questa mattina a Catanzaro. La Commissione si fermerà in Regione per 2 giorni. La Calabria torni ad essere emergenza nazionale. Le parole del Presidente della Commissione Morra ai nostri microfoni. Vediamo. Prime audizioni in prefettura a Catanzaro per la Commissione parlamentare antimafia, una mattinata in cui sono stati ascoltati il prefetto della città capoluogo Maria Teresa Cucinotta, i vertici delle forze dell'ordine, DIA, Polizia, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza e il presidente della Corte d'Appello Domenico Introcaso. Il quadro emerso è preoccupante. È emersa la coscienza che la Calabria debba tornare ad essere un'emergenza nazionale perché la diffusione del fenomeno criminale, in particolar modo 'ndranghetistico, è tale per cui non si può più soprassedere o rinviare. Resta il problema di sempre, la carenza d'organico. Ci sono uffici in cui è inferiore al 20%, ci sono uffici in cui è drammaticamente superiore, se non ricordo male si arriva al 30%, di conseguenza la situazione deve essere valutata. La Commissione parlamentare antimafia ha esaminato anche il caso dell'ex giudice Petrini. Ne abbiamo parlato per quello che è a tutti noto, perché abbiamo riflettuto su quello che è stato oggetto di divulgazione attraverso stampa, su altro non posso dire. La cronaca ci porta a Vibo, dove è stato arrestato nel giro di poche settimane l'autore dell'aggressione, della rapina a un'anziana donna, calci, pugni a una 73enne per pochi spiccioli. Il giovane, 22 anni, in passato si è reso responsabile degli stessi reati. Vediamo. Eccolo il videoshock che ha incastrato gli autori del cosiddetto episodio da arancia meccanica nei confronti di un'anziana a Briatico nel Vibonese, calci e pugni senza pietà e senza scrupoli. Si trattava di un fatto veramente gravissimo, le immagini sono in qualche modo agghiaccianti per come si è svolto il fatto. Poteva essere ancora più veloce, però come dicevo prima abbiamo aspettato un attimo di acquisire tutti gli elementi che ci potessero condurre poi ad avere un quadro probatorio in modo che non potesse uscire poi subito dopo. Vedremo poi il giudizio e le successive vicende giudiziarie cosa diranno. Un'operazione lampo dei carabinieri del comando provinciale di Vibo e oggi il procuratore Camillo Falvo ha svelato tutti i particolari in una conferenza stampa. Una persona che stava terrorizzando, noi questo avevamo registrato, il fatto che sul territorio di pertinenza la gente era allarmata. Quello che intendevo denunciare prima è che questa vicenda, questo fatto si inserisce in un quadro di recrudescenza di fenomeni criminali anche con l'utilizzo delle armi sul territorio di Vibo, non so quanto dovuto al fatto che con l'operazione Rinascita eravamo riusciti a togliere tanta gente dalla strada, però è preoccupante, quindi vediamo adesso come riusciremo a livello istituzionale, anche grazie alla Prefettura, alla Questura, oltre che al Comando Provinciale dei Carabinieri e quello della Finanza, a continuare a fare questa lotta senza quartiere sulle armi e a vedere se riusciamo ad intervenire anche dal punto di vista amministrativo sulla sicurezza per cercare di togliere qualche arma dalla circolazione anche legittimamente detenuta, perché spesso diventa veicolo perché qualcuno se ne appropri per utilizzarle per gli scopi per cui noi stiamo operando in questo periodo.
Ancora cronaca, operazione della Guardia di Finanza, sequestrati 55 milioni di euro nel Vibonese. Vediamo. Ecco il patrimonio sequestrato nel corso dell'operazione denominata Yellow Submarine, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla DDA di Catanzaro. Un patrimonio da 55 milioni di euro. 7 i provvedimenti di sequestro eseguiti nei confronti di affiliati alla cosca a Corinti di Briatico, clan satellite della potente cosca Mancuso di Limbadi. I destinatari della misura già in passato erano stati coinvolti nell'operazione denominata Costa Pulita, culminata nell'aprile del 2016 con l'esecuzione dei provvedimenti di fermo di indiziato delitto nei confronti di 23 persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione di stampo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto illegale di armi e sostanze esplodenti, nonché col sequestro preventivo dei beni intestati o riconducibili da alcuni soggetti indagati. L'operazione Costa Pulita, avviata nei primi mesi del 2013, aveva riguardato numerosi soggetti appartenenti o comunque contigui al potente clan Mancuso operante in tutto il territorio vibonese e alle consorterie collegate a Corinti, La Rosa e il Grandi, attive nei comuni del litorale tirrenico della provincia vibonese, colpendone vertici e sodali. L'indagine aveva lambito contesti politici locali, in particolare di passate amministrazioni dei comuni di Briatico e Parghelia. Nel 2018 il processo Costa Pulita si era concluso in primo grado con una serie di condanne per un totale di 218 anni di carcere nei confronti di 30 imputati. L'intero patrimonio sequestrato oggi è costituito da 67 fabbricati, 16 terreni, quote sociali relative a 8 aziende e complessi aziendali di 7 società operanti prevalentemente nel settore turistico alberghiero, 6 ditte individuali operanti nel settore edile, nel settore immobiliare, nella vendita al dettaglio di ortofrutta e generi di monopolio, un'associazione sportiva di calcio, 4 motonavi, 19 automezzi, 7 autobus e diversi rapporti bancari e finanziari. I beni immobili e le società colpite dai provvedimenti di sequestro si trovano nelle province di Vibo e di Cosenza e tra i beni oggetto di sequestro figurano anche un lussuoso villaggio turistico situato a Briatico, un complesso residenziale a Zambrone, 3 società di navigazione titolari di imbarcazione e di un sommergibile utilizzati nel settore turistico per il trasporto dei passeggeri. Chiudiamo quest'ampia pagina di cronaca, ci spostiamo a Reggio per un'operazione della polizia, 9 gli arresti, tra loro capi, elementi e vertice prestanome della cosca di Santa Eufemia d'Aspromonte. Vediamo. Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba, 100 poliziotti impegnati per dare corso all'operazione denominata Eifemos 2, naturale prosecuzione dell'inchiesta Eifemos, con la quale erano stati colpiti esponenti delle cosche operanti a Santa Eufemia d'Aspromonte, chiare diramazioni della potente e pericolosa cosca degli Alvaro di Sinopoli. Oggi 9 persone sono state arrestate, 5 si trovano ai domiciliari, 4 in carcere con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, ma per altri con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Gli uomini della squadra mobile di Reggio, del commissariato di Palmi, con la collaborazione della divisione anticrimine, hanno disarticolato il gruppo che attraverso attività imprenditoriali era riuscito o stava riuscendo a ripulire i proventi di attività illecite. Infatti nel corso della mattinata i reparti anticrimine e diverse squadre mobili del centro e nord Italia hanno sequestrato imprese, esercizi commerciali, appartamenti e terreni. L'operazione ha riguardato le città di Ancona, Pesaro e Urbino, Reggio Calabria e Milano. In particolare l'inchiesta colpisce il complesso imprenditoriale, societario e immobiliare utilizzato dal boss Domenico Laurendi e da altri esponenti di rilievo del suo gruppo arrestati nel febbraio scorso. Il blitz di oggi ha svelato l'esistenza anche di un altro gruppo non organico alla cosca ma al servizio della stessa. Ne facevano parte un commercialista, un imprenditore e un'impiegata. Per loro è scattata appunto l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Cambiamo argomento, oggi c'è una flessione dei contagi in Calabria, più 5 rispetto a ieri, secondo il bollettino regionale. Vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 196.284 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.957 più 5 rispetto a ieri. Quelle negative sono 194.327. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:
Catanzaro 12 in reparto, 2 in terapia intensiva, 67 in isolamento domiciliare, 200 guariti, 33 deceduti. Cosenza 12 in reparto, 121 in isolamento domiciliare, 482 guariti, 36 deceduti. Reggio Calabria 8 in reparto, 98 in isolamento domiciliare, 331 guariti, 19 deceduti. Crotone 22 in isolamento domiciliare, 117 guariti, 6 deceduti. Vibo Valentia 4 in reparto, 22 in isolamento domiciliare, 85 guariti, 5 deceduti. Complessivamente i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 12, di cui 5 riferiti a persone non residenti. I ricoveri presso l'azienda ospedaliera di Cosenza sono 12, di questi 3 sono non residenti. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 938. 2 contagiati a Fuscaldo, il sindaco decide di rinviare l'apertura delle scuole. C'è attesa e preoccupazione nella città del Tirreno, come ci racconta Isabella Roccamo. La scuola qui a Fuscaldo aprirà lunedì prossimo. È stata firmata l'ordinanza dal sindaco perché ci sono, alla luce dei nuovi casi di coronavirus, sono 2, vero sindaco, i casi complessivi. Perché questa decisione? Poi non sono così tanti casi, no, nel comune. Che cosa l'ha spinta ad assumere questa decisione, quindi di tenere le scuole chiuse almeno fino a sabato prossimo? Sì, ci sono 2 casi, uno si trova al CAS, al centro di accoglienza, una signora giovane asintomatica, e poi un secondo caso, anche una signora giovane di Fuscaldo che ha avuto rapporti con il mondo della scuola, con giovani, ragazzi, e quindi questo contatto prudenzialmente è stato preso in considerazione sia dall'ASP che dalla scuola, e mi hanno sollecitato appunto a verificare questo aspetto, quindi ho ritenuto opportuno, appunto, per salvaguardare questo aspetto e dare la possibilità all'ASP di fare la mappa epidemiologica in modo più puntuale, rinviare di una settimana l'inizio dell'anno scolastico. Sono in corso diversi tamponi, sono stati effettuati, si stanno facendo questi test su quanti cittadini? Si stanno facendo tamponi, si stanno notificando le ordinanze di quarantena, c'è un'attività frenetica sia al CAS che per quanto riguarda i contatti stretti di questa cittadina. Sono ad oltre 50 ordinanze di quarantena al momento, ma sono destinate a crescere. La task force dell'ASP è al lavoro per ricostruire la catena dei contatti e vedere questi 2 cittadini di Fuscaldo, insomma, dove si sono contagiati, perché credo al momento non sia chiaro, no, il cluster. Ma la mappa epidemiologica serve appunto a fare questo tracciato e a stabilire la provenienza da dove è arrivato e le possibili contaminazioni che ci potranno essere, insomma, quindi è una precauzione necessaria che va presa nell'interesse della salute dei bambini per quanto riguarda la scuola, ma per quanto riguarda tutti i cittadini di Fuscaldo. Primo giorno di scuola a Rende, dove l'inizio dell'anno scolastico è stato posticipato per preparare gli edifici interessati dalle votazioni al referendum e terminare gli ultimi interventi di adeguamento alle regole anti-Covid. Noi abbiamo ascoltato 3 dirigenti scolastici, vediamo. La campanella a Rende si è fatta attendere qualche giorno in più del previsto, ma stamattina finalmente docenti, collaboratori e studenti hanno potuto riprendere il proprio posto, con uno stato d'animo diverso e tante piccole e grandi novità. Questa è una fase particolare nella quale bisogna assolutamente essere rigidi sul discorso della sicurezza. È stata un'estate particolare, piena di incognite, dedicata allo studio delle migliori soluzioni per conciliare la necessaria prudenza con le esigenze didattiche. È stato fatto un grande lavoro
e organizzativo, e quel patto territoriale di cui si parla tanto è stato anche mantenuto, in quanto il Comune con la scuola ha lavorato e sta lavorando ancora. Presso la scuola media di Coubertin noi partiamo con i doppi turni che cercheremo di eliminare al più presto. È servita collaborazione tra enti ed istituti per adeguarsi al nuovo corso. Per qualcuno è stato necessario trovare spazi più ampi per favorire il distanziamento. La novità di quest'anno è aver spostato tutto il biennio, 540 studenti, presso la sede di Via Repeci che l'ente provincia ci ha consegnato proprio per fronteggiare questa situazione emergenziale che stiamo vivendo noi tutti. Sono stati mesi surreali e adesso l'emozione è forte, ma bisognerà impegnarsi per difendere la serenità riconquistata. Oggi il bilancio riguardo a come i ragazzi sono comportati è veramente positivo. Abbiamo organizzato entrate scaglionate e anche uscite scaglionate con percorsi ben definiti all'interno della struttura, informazioni dettagliate su come usare le mascherine, come disinfettare le mani. Siamo pronti. Le famiglie sono direttamente coinvolte e pronte a collaborare. Prudenza, lo dico anche da medico, ma la ripresa delle scuole è fondamentale. Non riparte l'Italia se non ripartono le scuole. E si è concluso con oggi il ritorno in classe per tutti gli studenti calabresi, ma in vista dei ballottaggi sono previste nuove chiusure nella prossima settimana. Intanto vediamo com'è andata a Catanzaro. Buona scuola a tutti! Buona scuola a tutti! L'augurio di un buon inizio oggi davvero per tutti parte dalle voci dei più piccoli. Secondo round di riapertura in Calabria, le lezioni sono riprese a Reggio, completato il rientro anche a Catanzaro. Alle 276 istituzioni scolastiche che avevano ripreso le lezioni lo scorso 24 settembre se ne sono aggiunte altre 73 in tutta la regione. Primo giorno di scuola in particolare per gli istituti di ogni ordine e grado di Reggio Calabria, dove a causa delle elezioni amministrative l'inizio era slittato ad oggi per decisione dell'amministrazione comunale, anche se c'è un nuovo stop lunedì e martedì prossimi per il turno di ballottaggio che riguarderà anche Crotone e le altre città della regione con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, come Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Cirommarina e Taurianova. A Catanzaro, dopo l'apertura parziale riservata alle classi delle sole scuole superiori, oggi le lezioni sono riprese regolarmente anche per gli allievi degli istituti comprensivi, elementari e medie e inferiori. Distanziamento, mascherine, igienizzazione delle mani rimangono le parole d'ordine per garantire sicurezza a studenti e docenti. L'emozione l'ha fatta da padrona. Molto emozionata, soprattutto visto che i bambini tornano a scuola dopo tanti mesi di chiusura e quindi di pochi contatti sociali. Speriamo tutto bene, iniziamo con prudenza naturalmente perché ancora il virus è in circolo, però i bambini sono forti, sono capaci, quindi riusciranno a superare anche questa fase. Erano preoccupati insomma anche sull'utilizzo delle mascherine, se quelle proprio, quelle insomma date dalla scuola, un po' di preoccupazione c'è. Avere varcato questi cancelli non solo per noi ma anche per altri bambini è la prima volta della scuola media, ma al di là di questo sicuramente lo stare insieme, la voglia dei ragazzi anche di studiare, di vedersi in faccia e di frequentarsi non ha eguali. Una carezza con gli occhi credo sia la più importante, lo sguardo prima di tutto, lo sguardo amorevole delle maestre e i bambini tanto legati ai loro docenti, tanto affetto traspare dai loro occhi. Si è incatenato nel cortile dell'ATP di Cosenza il sindaco di Bocchigliero, secondo atto della protesta scenata nei giorni scorsi contro la soppressione della scuola dell'infanzia del paese silano. 10 bambini in sostanza sono rimasti senza asilo. Oggi il primo cittadino è stato ricevuto. Vediamo. La battaglia per la scuola dell'infanzia di Bocchigliero continua. Non è bastato il primo sit-in sotto la sede dell'ATP organizzato nei giorni scorsi. La situazione non si è sbloccata fino a questa mattina, quando i dirigenti del provveditorato hanno accettato di incontrare il sindaco Benevento, che per protesta si era incatenato alle ringhiere.
L'audizione è durata circa un'ora, ma non è stata risolutiva. Il limite dei 18 alunni per la costituzione di una scuola può essere superato soltanto con un intervento d'ufficio scolastico regionale. Non mancano i precedenti. Ho pregato il dottore Greco e la dottoressa Montagnese di attivarsi loro a chiamare l'ufficio scolastico chiaramente regionale e di interloquire tra di loro. Noi oggi vogliamo una risposta, non dico definitiva al 100%, ma al 99,9% per garantire da qui a lunedì l'apertura di questa scuola, altrimenti continueremo a rimanere fermi sulle nostre posizioni. Quindi vediamo da qui a breve che succederà fra un'oretta e mezza e vediamo il da farsi. E c'è una notizia di cronaca, arriva da Roggiano Gravina, siamo nel Cosentino. Un 54enne di Roggiano è stato arrestato dai carabinieri di Altomonte in flagranza di reato per tentato omicidio aggravato dai futili motivi. I militari sono stati allertati da una telefonata in cui si segnalava in contrada all'Arderia che era in corso un litigio tra due uomini, di cui uno brandeggiante un'ascia. Giunti sul posto hanno trovato i due fratelli che litigavano violentemente. Durante la lite l'arrestato, secondo l'accusa, ha effettivamente utilizzato un'ascia per aggredire il fratello e lo ha colpito con 3 colpi alla schiena che gli hanno procurato profondi tagli. I militari, dopo aver prestato le prime cure al ferito e richiesto l'intervento dell'ambulanza, hanno arrestato il 54enne. Su disposizione della Procura di Cosenza lo hanno posto ai domiciliari. 2 piantagioni di canapa indiana scoperte nel weekend dai carabinieri a San Luca, 200 le piante distrutte sul posto. Vediamo. Ancora piantagioni di marijuana scoperte nel Regino, un fine settimana florido per i carabinieri che hanno ottenuto importanti risultati. A San Luca, in 2 distinte località, Santa Venere e Palazzo, i militari dell'Arma della Compagnia di Bianco hanno scoperto 2 piantagioni. A Santa Venere i militari hanno individuato una composta di 170 piante, altezza compresa tra 1,20 m e 1,50 m. Quella di Palazzo invece era più piccola, 30 piante della stessa altezza. A Santa Venere lo scorso anno i carabinieri della stazione di San Luca avevano scoperto una coltivazione di notevoli dimensioni. In quell'occasione erano state arrestate anche 12 persone. Le piante scoperte nel fine settimana sono state estirpate e distrutte. Notevole la quantità, 56 kg, che era nella disponibilità di un bulgaro e di un italiano, rispettivamente di 38 anni e 22 anni. L'italiano è originario di Cinquefrondi. I carabinieri della stazione di Laureana di Borrello li hanno sorpresi all'interno di un'abitazione adibita ad essiccatoio dell'erba. I 56 kg erano già raffinati, altre piante erano in preparazione. E ci spostiamo a Castrovillari per davvero una bella iniziativa. È stato inaugurato il polifunzionale della disabilità. Vediamo. A Castrovillari il vecchio convitto diventa polifunzionale della disabilità. L'inaugurazione alla presenza dell'arcivescovo Sua Eccellenza Emil Paul Schering, nunzio apostolico in Italia in rappresentanza della Santa Sede e quindi di Papa Francesco, del vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio, Monsignor Francesco Savino, di autorità civili, militari e tanti fedeli. Sono molto contento che la Chiesa si dà da fare in questo senso e che vecchie strutture che abbiamo possono essere trasformate in una cosa veramente bellissima, molto buona per tutta la comunità. Il polifunzionale della disabilità è sorto nel vecchio convitto vescovile costruito nel 1929 alle spalle della parrocchia dei Sacri Cuori, recuperato e riadattato per offrire servizi socioassistenziali alle persone affette da particolari handicap, supporto alle famiglie e al contempo consentendo agli ospiti di sperimentare nuove forme di quotidianità differenti rispetto ai consueti luoghi abitativi. Questa sera noi celebriamo la speranza. La Chiesa ci ha insegnato che la speranza per noi è un nome, Gesù Cristo, e grazie a Lui, grazie alla Sua grazia, questa sera con il polifunzionale diamo una risposta di senso, diamo una risposta a tutte quelle disabilità che hanno bisogno di essere accolti, accompagnati e sostenuti. Questa sera viviamo una bellissima accoppiata, la speranza che si accoppia oggi alla grande consolazione. Si tratta di un progetto della Fondazione di Comunità Casa della Misericordia, sorta nel 2015 e presieduta dal vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio,
Monsignor Francesco Savino, coadiuvato da un consiglio di amministrazione e da collaboratori diocesani. Ora le ultime dalla borsa. Giornata positiva per le borse europee. A sostenere il sentiment hanno contribuito alcuni dati positivi cinesi che hanno evidenziato una crescita dei profitti delle società industriali per il quarto mese consecutivo in agosto. Focus anche sulle parole del presidente della BCE Christine Lagarde al Parlamento europeo, che ha ribadito che persistono i rischi di peggioramento dell'economia a causa della crisi sanitaria, ma l'Istituto di Francoforte resta pronto a usare tutti gli strumenti a disposizione per centrare il target di inflazione. Da monitorare anche la ripresa dei colloqui tra Unione Europea e Regno Unito sulla Brexit. Sullo sfondo restano le preoccupazioni legate alla seconda ondata della pandemia, oltre alle tensioni USA-Cina sulla questione TikTok. Il FTSE MIB e l'Ibex 35 di Madrid chiudono in rialzo del 2,5%, ben intonati anche il DAX di Francoforte a più 3,2%, il CAC 40 di Parigi a più 2,4% e il FTSE 100 di Londra a più 1,5%. A Wall Street avanzano il Dow Jones a più 1,9%, S&P 500 a più 1,7% e Nasdaq a più 1,5%. Sul Forex l'euro-dollaro risale a 1,167, mentre il cambio tra biglietto verde e yen resta poco mosso a 105,6. Tra le materie prime avanzano lievemente le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,5 a 42,6 dollari e il WTI a più 0,2 a 40,3 dollari. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund resta in area a 140 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,88%. Tornando a Piazza Affari, acquisti in particolare su Amplifon e Saipem a più 6,1%, Buzzi e Unicredit a più 5,5%, mentre chiudono sotto la parità di Assorin a meno 0,2% e Atlanti a meno 1,15% in attesa del CDA di domani su Aspi. Grazie e buon proseguimento di serata. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Sebbene in allontanamento verso levante, il vortice ciclonico che ha causato la fase di maltempo nel corso del weekend appena trascorso continuerà ad influenzare le condizioni meteorologiche sulla nostra regione e con l'inizio della prossima settimana insisteranno in condizioni di accentuata variabilità con una modesta instabilità che dovrebbe insistere principalmente sui versanti tirrenici. Le temperature dalla giornata di martedì subiranno un lento e progressivo aumento che raggiungerà il suo apice poi nel prossimo fine settimana. Domani cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso sui versanti tirrenici con piogge sparse, altrove cielo da poco a parzialmente nuvoloso con possibilità di deboli fenomeni. Temperature in lieve aumento. Passiamo a mari e venti. Domani inizialmente molto mosso il Mar Tirreno, ma con moto ondoso in diminuzione. I venti ispireranno moderati dai quadranti occidentali. Sul Mar Ionio i mari mossi con venti di direzione variabile. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava in messa in onda, Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.